rossa a Treviso, stamattina la decisione della prefettura durerà 60 giorni, controlli allargati a Piazza Borsa e San Zeno, soddisfazione del sindaco, Fratelli d'Italia rimarca, nostra idea, opposizioni critiche. Il femminicidio di Manchester, disposti nuovi accertamenti, la vittima, la 45enne di Roncade, Gloria De Lazzari, potrebbe aver subito violenza, a giorni risultato dell'autopsia. E caccia alla banda che nella notte ha tentato l'assalto al Postamat in centro a Chiarano, malviventi messi in fuga dai carabinieri, sul posto l'ordigno inesploso, intervengono gli artificieri, la paura dei residenti. Coppia di anziani ottantenni di Biancade nel mirino di un finto tecnico dell'acquedotto che spruzza spray per cercare di mettere le mani su soldi e preziosi. Dopo la costituzione di Futuro Nazionale, Vannacci lascia la Lega, avanti da solo, esulta il Carroccio Veneto con l'ex governatore Zaia che non usa giri di parole, era un corpo estraneo. I dati della UIL sull'aumento della tassa rifiuti nei capoluoghi veneti, se Rovigo è la città più cara e Treviso quella in cui si è registrato l'aumento maggiore. Si sono incontrati per la prima volta nello studio di Ring il patriarca di Venezia Moraglia e il presidente della regione Stefani, sotto i riflettori il futuro del Veneto e soprattutto dei giovani. A Rabba, 35enne rodigino scia fuori pista e provoca una slavina, salvato dalla polizia e denunciato per disastro colposo. Campagna di sicurezza sulle piste, a Belluno inaugurato il nuovo centro soccorsi. Presentato questa mattina a Palazzo Rinaldi il torneo 6 nazioni di rugby under 20, prima partita allo stadio di Monigo, venerdì alle 20:15 contro la Scozia. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, ma andiamo all'altra notizia per Treviso, quantomeno del giorno, la nuova zona rossa disposta dal prefetto. Da sabato per 60 giorni tornerà questo dispositivo di controlli potenziati che sarà allargato anche a Piazza Borsa, finora esclusa, e alla zona di San Zeno. L'anno scorso il precedente, il sindaco è soddisfatto, Fratelli d'Italia mette il cappello su questa idea e il PD va all'attacco. È stato deciso di fatto da sabato di istituire la zona rossa, come da suggerimento del sottoscritto è stata allargata al quadrante di Piazza Borsa verso il centro storico e al quadrante dietro la stazione dei treni, quindi via Dandolo e una parte del quartiere San Zeno, laddove a seguito della prima zona rossa si erano verificate alcune situazioni dovute evidentemente allo spostamento, quindi una risposta concreta a quelle che sono le richieste dei cittadini. Torna la zona rossa, stavolta allargata anche a quelle aree che nel precedente provvedimento non avevano trovato posto, come le 2 vie dietro la stazione e l'area di Piazza Borsa, incluse via Zorzetto e via Fiumicelli. Il provvedimento è stato adottato nella mattinata dopo un vertice con il prefetto Angelo Sidoti e su spinta anche del questore Alessandra Simone. Durerà 60 giorni e il sindaco si dichiara particolarmente soddisfatto per l'interazione con i cittadini che gli hanno spesso richiesto questa misura che aumenta la sicurezza percepita. Ricordo che la prima zona rossa ha portato all'allontanamento di circa 6 individui, quindi non numeri clamorosi, però ha avuto il grande merito di aver sensibilizzato anche la percezione di sicurezza, cosa che è stata molto apprezzata da cittadini e commercianti. Il sindaco chiude anche la polemica con Fratelli d'Italia che già mesi fa chiedeva l'allargamento nella zona nelle aree oggi oggetto del nuovo provvedimento. Chi se la prende col sindaco perché poteva essere fatto prima ancora non ha capito che l'istituzione della zona rossa è di competenza del prefetto, quindi se dicono si poteva far prima mi dispiace che se la prendano col prefetto che si sta impegnando molto. Le forze dell'ordine avranno quindi qualche strumento in più per effettuare controlli e adottare misure coercitive come DASPO e allontanamenti. Le aree interessate sono quelle, oltre della stazione, anche di lungo Sile Mattei e Corso del Popolo e poi l'intero quadrante di Piazza Borsa, comprese via Zorzetto, via Fiumicelli, via Pescatori, via Santa Margherita. Resta invece esclusa via Collalto. Un provvedimento, scrive il prefetto, preso per assicurare la tranquillità anche durante il Carnevale e la Pasqua, eventi che naturalmente richiamano in città molti turisti e visitatori. Laddove c'è dialogo e confronto e non c'è scontro si ottengono dei risultati importanti e credo che questa sia la strada giusta se vogliamo lavorare tutti per il bene comune. E dunque Fratelli d'Italia necessariamente accoglie positivamente la zona rossa allargata, provvedimento che ricorda, come detto, di aver già proposto tempo fa. Critico il Partito Democratico, la soluzione, dicono, non è militarizzare la città.
È una lente di gradimento che l'avevamo già suggerita noi, giugno dell'anno scorso, anno 2025. Oggi vediamo che tale suggerimento è stato preso in considerazione, quindi siamo contenti. Fratelli d'Italia applaude al ritorno della zona rossa a Treviso con una forma allargata da altre aree rispetto al primo provvedimento, come lo stesso partito già mesi fa aveva richiesto, riaccendendo il dibattito all'interno della maggioranza. La sicurezza non è uno slogan ma una responsabilità, aggiunge Cogo, che però poi assicura non esserci alcuna tensione nell'alleanza di centrodestra. Io sinceramente non credo che ci sia nessuna polemica, anzi ripeto, siamo perfettamente in linea e siamo concordi con l'amministrazione, anzi ritengo che la zona rossa deve essere vista come un risolvere il problema, non arginarlo, quindi è una cosa positiva. Di tutt'altro tenore la reazione del Partito Democratico, una decisione che rappresenta una risposta parziale e temporanea ad un problema complesso, una scelta che appare dettata più dalle tensioni interne alla maggioranza che da una strategia strutturata. Commenta il capogruppo in Consiglio Comunale Stefano Pelloni. Il nodo centrale, continua, resta irrisolto. La carenza strutturale di forze dell'ordine sul territorio. Dal 2011 ad oggi a Treviso sono andati in pensione circa 150 operatori che non sono mai stati sostituiti. Il sindaco deve battersi con determinazione per ottenere un rafforzamento stabile degli organici in città. Servono poi, conclude Pelloni, investimenti concreti su strumenti di prevenzione fissi. Militarizzare la città, anche se lo chiedono i cittadini, è veramente l'ultima e l'unica soluzione che può trovare questa città nel momento in cui ci sono delle zone che non sono controllate. Io credo che, come ha detto perfettamente il nostro capogruppo nei giorni scorsi, io credo che bisogna andare a monte, questo è solo spostare il problema. Io credo che bisogna trovare una soluzione sociale con la collaborazione dell'ULSS, delle scuole, con un lavoro che va fatto contestualmente. Rimaniamo in città e ci spostiamo al Parc dal Negro perché 2 fuochi accesi da dei senza tetto nel piano interrato del parcheggio hanno fatto scattare gli allarmi e intervenire carabinieri e vigili del fuoco. Non ha fine il degrado e il pericolo che si percepisce attraversando il parcheggio dal Negro in via Venier. Al pian terreno, quello più riparato, 2 fuochi accesi dai senza tetto rimasti fuori anche dall'accoglienza di Monigo hanno fatto scattare una serie di allarmi. Prima quello dei cittadini richiamati dalla puzza, poi quello dei custodi e infine quello delle forze dell'ordine intervenute sul luogo. Il primo rogo domenica notte, il secondo lunedì nel tardo pomeriggio. I materiali bruciati vanno dalla plastica alla spazzatura, dalle coperte ai resti di cibo, un mix tossico che poteva allargarsi anche alle auto parcheggiate. Un dramma quindi che continua, del quale non si vede la fine e che preoccupa il sindaco che nei prossimi giorni andrà personalmente a verificare la situazione di chi è rimasto all'addiaccio. Ho in programma nei prossimi giorni un sopralluogo non soltanto al Parc dal Negro ma in un altro paio di situazioni dove mi sono state evidenziate delle criticità. L'obiettivo è quello di cercare di risolverlo. Ovviamente i numeri sono impressionanti e non può solo l'amministrazione farsi carico di tutto, però è altrettanto vero che parliamo di persone e quindi come è giusto che sia cercheremo di trovare delle soluzioni adeguate a quella che è la dignità delle persone. Il tema degli incendi, tra l'altro, dopo l'evitabile tragedia di Crans-Montana, è ben presente all'amministrazione, tanto che nei giorni scorsi il primo cittadino ha richiamato tutti i titolari degli esercizi commerciali a verificare le loro misure di sicurezza. Ho voluto semplicemente ricordare che oltre al profitto ci sono anche delle responsabilità e c'è un tema legato alla sicurezza dei più giovani, dei ragazzi che li frequentano per divertirsi. Ecco, se il divertimento deve essere divertimento e sicurezza, perché tutti i genitori vogliono questo e devo dire che quindi è stato semplicemente un richiamo a rispolverare il libro delle regole della sicurezza perché si possa divertirsi però in totale sicurezza facendo, ahimè, tesoro di quanto è successo in Svizzera. Lasciamo il capoluogo, torniamo sul femminicidio a Manchester con Gloria De Lazzari uccisa e forse sottoposta a violenza sessuale. Disposti nuovi accertamenti, a giorni il risultato dell'esame autoptico.
Un delitto efferrato che si è consumato nell'abitazione di Gloria De Lazzari, da anni residente a Manchester. Emergono ogni giorno nuovi inquietanti particolari. La donna, 45 anni, originaria di Roncade, soffocata, sarebbe stata anche accoltellata. Nel suo corpo ci sarebbero ferite d'arma da taglio. Eseguito l'esame autoptico. Le fonti investigative con i quali ho contatti mi hanno confermato che è stato delegato al coroner, che ha già effettuato un primo esame autoptico, un approfondimento, e quindi è stato disposto un secondo esame autoptico. Il motivo di questo secondo accertamento potrebbe essere quello di chiarire se la donna sia stata anche violentata. Si aggraverebbe così la posizione di James Moulton, il 33enne accusato dell'omicidio di Gloria. L'uomo comparirà davanti al giudice il 13 aprile per l'udienza di formalizzazione della dichiarazione dell'imputato, colpevole o innocente, in questo caso con una riduzione della pena e per la preparazione del dibattimento. Il processo dovrebbe iniziare il 20 luglio. Gloria è stata trovata senza vita il 19 gennaio scorso. Gli investigatori stanno ricostruendo quel terribile giorno. La porta era chiusa, segno che forse proprio la vittima ha aperto al suo assassino. Moulton abitava nella stessa zona della 45enne, un vicino di casa. Cosa sia scattato e perché lo diranno gli accertamenti e le indagini degli investigatori. Moulton era stato condannato a 12 anni di reclusione per un altro grave reato. Aveva strangolato, secondo gli investigatori, accidentalmente la sedicenne Anna Person, che era fidanzata di un suo amico. Ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario, un delitto terribile e per il momento senza alcuna motivazione. Ancora cronaca giudiziaria, il risultato capace di intendere e di volere il 22enne di Vittorio Veneto accusato di maltrattamenti nei confronti della madre. Mi dispiace, non volevo farlo, chiedo scusa a mia mamma per il male che le ho fatto, vorrei poter entrare in una comunità per disintossicarmi. Ha voluto parlare davanti al giudice il 22enne accusato di maltrattamenti alla madre, episodi di violenza che si erano consumati in casa a Vittorio Veneto in diverse occasioni. Nell'udienza anche l'esito della perizia psichiatrica affidata ad Alberto Kirn. Il ragazzo era capace di intendere e volere al momento dell'aggressione alla mamma ed è capace di stare a processo. Il giovane soffrirebbe di un leve bipolarismo acutizzato dal consumo di sostanze stupefacenti. Hanno anche testimoniato uno zio ed il compagno della mamma raccontando gli episodi di violenza e ripercorrendo quei giorni quando il ragazzo aggrediva e picchiava la donna, tanto da convincerla lo scorso marzo a chiamare i carabinieri. Il giovane è imputato anche in un altro processo dove è accusato di lesioni verso il personale sanitario dell'ospedale di Conegliano, dove era stato ricoverato. L'udienza è stata rinviata al prossimo 10 febbraio. Adesso andiamo insieme a vedere cosa è successo questa notte a Chiarano. È caccia alla banda che ha tentato l'assalto al Postamat in pieno centro. Delinquenti messi in fuga dai carabinieri hanno lasciato l'ordigno inesploso all'interno della fessura che avevano ricavato. Artificieri sul posto, paura naturalmente da parte dei residenti. Quasi un anno fa, lo ricorderete, la sparatoria al bar. Verso l'1:30 che ero a letto e praticamente ho sentito forti rumori, no? Come se io ho pensato che c'era qualcuno ubriaco fuori, no, 2 o 3 volte, poi basta. Ma che tipo di rumori? Metalli? Sì, metallici, sì, metallici, sì. Colpi che nel cuore della notte hanno tirato giù dal letto diverse famiglie qui in centro a Chiarano, dove l'assalto al Postamat è fallito grazie all'arrivo tempestivo dei carabinieri, allertati prima da un residente, poi dal sistema di allarme delle poste, il cosiddetto colibrì. Scatta anche la sirena. 3, forse 4 gli uomini entrati in azione, incappucciati, hanno tentato anche di oscurare le telecamere per poi posizionare un ordigno nella fessura del Postamat. La tecnica con polvere pirica è quella famigerata della marmotta, ma il lavoro viene lasciato a metà. La fuga anzitempo della banda criminale lascia il dispositivo praticamente inesploso. Toccheranno agli artificieri dell'arma sia le operazioni di disinnesco che la messa in sicurezza del piazzale. C'erano i carabinieri appostati davanti alla posta e c'era tutto transennato con il cordone rosso e bianco. Tanto vale che tira via sto bancomat, perché qua saltiamo a parare a tutti prima o dopo.
L'ordigno è ora sotto sequestro, non si esclude che dalle analisi sul manufatto artigianale possano arrivare indicazioni utili per risalire i responsabili. La caccia è aperta, i delinquenti sono fuggiti in auto. Per Chiarano un altro grave episodio: 2 mesi fa l'assalto nella vicina villa della famiglia Anzanello, nel febbraio scorso la sparatoria al bar con il tentato omicidio di un 29enne, tutto nell'arco di poche decine di metri. Sono cose che vogliono, ti fanno vivere un po' nella paura. Si va avanti, però sei sempre sul chi va là. Se noi andiamo in altri stati c'è anche più difficoltà nell'ingresso di tante persone, invece l'Italia va sempre tutto bene. Poi quando si vedono queste cose vengono sempre un po' tanti perché, tanti punti di domanda. Tra la sparatoria qua al mulinetto, tra i casini che succede al supermercato, qua siamo ciapai proprio quei bombe. Così questa signora. E allora proprio a Chiarano, ci ha detto il sindaco, sono in arrivo 14 nuove telecamere di videosorveglianza per il monitoraggio del territorio che si sente, lo avete visto, nel mirino dopo l'assalto alla villa della famiglia Anzanello nei mesi scorsi, con lo stesso Eric Anzanello, che è amministratore nella vicina Mansuè, che parla di situazione ormai al limite. Arriveranno 14 telecamere, verranno posizionate agli ingressi del territorio comunale per monitorare sia Chiarano che Fossalta-Maggiore, per cui ogni automezzo potrà essere verificato. Parliamo di telecamere di ultima generazione. Telecamere di ultima generazione con lettura targhe e segnalazione in caso di auto rubate. La presenza di un sistema di videosorveglianza efficace fa in modo, non dico di fermare completamente, ma di allontanare in altri territori i malintenzionati. Abbiamo una grande attrattiva per i delinquenti che vengono qui a fare le peggior cose. Sinceramente io ho paura per la popolazione, per la cittadinanza. Qui ci sono tante famiglie che abitano, avere una sparatoria con un asilo lì, la posta qui e poi sulla stessa posta vengono a fare esplodere un banco, ma con numerose famiglie che abitano sopra. Speriamo che la cosa cambi meglio, perché così non si può andare avanti. Confido in misure più sicure dall'alto, dalle istituzioni, che ci aiutino ancora di più. Proprio l'aggiunta di queste telecamere è dovuta al fatto che siamo un comune a forte rischio. Servono misure specifiche ma anche misure generali. La legge va cambiata, la legge sulla legittima difesa, l'articolo 31, sono cose che vanno riviste se vogliamo dare una svolta, altrimenti rischiamo di andare sempre in peggio, visto l'evolvere della situazione. Istituzioni, politica devono darsi da fare. Fin qui l'assalto al postamat di Chiarano, e poi c'è da dar conto della tentata truffa ai danni di una coppia di anziani a Biancade di Roncade, finto tecnico che simula una fuga di gas per farsi consegnare l'oro, ma lo fanno scappare. Si è presentato intorno alle 14 alla porta di casa di una coppia di anziani, 89 anni lui, 85 lei, in via Valentini a Biancade di Roncade, spacciandosi per un tecnico dell'acquedotto, mostrando loro un tesserino naturalmente falso. Ha spiegato di essere stato incaricato di accertare la possibile presenza di una fuga di gas. Una volta che è riuscito ad entrare nell'abitazione, per rendere ancora più veritiera la sua storia, ha spruzzato una bomboletta usata per la ricarica degli accendini per simulare l'odore del gas. A quel punto l'uomo ha chiesto alle vittime di consegnargli l'oro e i preziosi che avevano in casa per scongiurare contaminazioni e ossidazioni. La donna però ha capito che qualcosa non andava, accorgendosi che il finto tecnico stava spruzzando il gas da una bomboletta. Ha così iniziato ad urlare, mettendolo in fuga. L'accaduto è stato immediatamente denunciato ai carabinieri, che stanno indagando sulla tentata truffa. Fortunatamente nessuno dei due anziani è rimasto ferito. E torniamo sui furti tra Mareno e Santa Lucia di Piave. Rimane nel mirino via Campana, che è una lunga strada tra i campi, pochi residenti risparmiati, i raid ormai sono continui. L'ultimo episodio poche sere fa con un residente che stava dormendo quando ha sentito i ladri alzare le persiane, e per forza di cose cresce l'esasperazione. Vado a letto presto e ho sentito la persiana tirarsi su, alzarsi, e ho preso paura perché sono qui da solo e questo sto andando, e dopo ho acceso le luci
non ho più visto niente. Non sono nemmeno le 9 di sera quando in via Campana, Mareno di Piave, ignoti tentano l'irruzione. Il proprietario di casa si trova al piano terra, evita il faccia a faccia accendendo semplicemente la luce. Con ogni probabilità i ladri pensavano che dentro non ci fosse nessuno, poi la segnalazione ai carabinieri e non si tratta della prima volta. 2014-2015 ancora 2 volte lì. Una volta ho riuscito a mandarli via, una volta ho trovati dentro in casa. È la politica che va così, è le cose che sono così e basta. Non cambia niente. Ma in via Campana non c'è solo rassegnazione, ci sono anche rabbia e una certa dose di esasperazione. È da mesi che la zona è nel mirino, il primo raid nel luglio scorso, quando vennero visitate diverse case. Sono passati in giro qua, che bel discorso, qui a me per fortuna no. Comunque lo dica pure che c'è pure il fucile qua. Non sentiamo regolarmente, tranquillamente, nessun problema. Qua se si presentano c'è qualcosa per loro. È ora che irrigidiscono un po' le leggi, è ora di finirla che la gente va per le case a rubare, a far malanni, far morire i vecchietti per le case, quello che è. Chiaro? Nell'azienda del giovane Yuri Marcon i ladri hanno portato via del gasolio e questo l'autunno scorso. Il problema è che c'è troppa libertà, perché noi quelli che sono venuti quella volta a rubarci il gasolio sapevamo chi erano, però purtroppo non gli fanno niente. Come mai sapevate? Perché avevamo il furgone, avevamo le targhe, avevamo tutto, perché quella sera là li abbiamo visti. Però una volta che fai la denuncia, dopo non c'è il dopo, manca il dopo. E così in tanti stanno correndo ai ripari. Abbiamo messo gli antifurti sulle case, teniamo sempre accese le luci, non so, ci chiamiamo se magari sentiamo qualcosa. Però, insomma, è brutto sentire queste cose. Qua è una roba incredibile. Cosa si deve fare? Fino a che li prendono oggi e domani sono fuori. Abbiamo messo antifurti, telecamere, che una volta si poteva lasciare la porta aperta, ci si conosceva tutti. Speriamo bene, che non ci facciano del male più che sia, quello è il problema. Queste sono dunque le paure. Era agli arresti domiciliari dopo essere stato fermato dai carabinieri venerdì scorso per la spaccata alla farmacia di Santa Cristina di Quinto e ora il 32enne marocchino residente a Morgano è stato raggiunto da un secondo provvedimento cautelare, sempre arresti domiciliari, perché è ritenuto responsabile di una serie di furti nel comune in cui vive tra novembre 2025 e gennaio di quest'anno. Nello specifico l'uomo si era introdotto negli impianti sportivi di via Chiesa portando via denaro ma anche bevande e cibi che si trovavano nell'area ristoro. Andiamo alla politica adesso con l'addio di Vannacci alla Lega che è ufficiale da oggi, ha l'effetto, inutile dirlo, di un terremoto. La notizia arriva a Palazzo Ferrofini con il Consiglio regionale in corso, c'è chi canta vittoria come Roberto Marcato e chi parla di un corpo estraneo come Luca Zaia. Stefano Valdegamberi invece non esclude di raggiungere il generale, lapidario il neopresidente Stefani, nessuna salvezza fuori dalla Lega, anche se lo dice in latino. Direi nulla salus extra ecclesiam e quindi alla fine si è sempre verificato così. Si affida al latino a una massima attribuita a San Cipriano. Alberto Stefani, raggiunto dalla notizia dell'addio ufficiale di Roberto Vannacci alla Lega, mentre si trova in Consiglio regionale per parlare di autonomia. Non c'è salvezza fuori dalla Chiesa, dice Stefani, quando la Chiesa è ovviamente il carroccio. Quello in atto del resto è uno scisma con il generale vice di Salvini che ha rotto un indugio. A metà pomeriggio, dopo ore frenetiche, il messaggio social con Futuro Nazionale che diventa un nuovo soggetto politico. Proseguo da solo, lontano da impicci e compromessi, la frase ribattuta dalle agenzie. Non un gesto di impeto, contemporaneamente viene diffuso quello che ha tutta l'aria di essere un programma orgogliosamente di destra e sovranista. Deluso e amareggiato la prima reazione di Salvini, mentre Stefani, dopo la citazione latina, si affida alla Realpolitik. Credo che ognuno poi risponda delle proprie scelte. Abbiamo visto che fuori dal partito chi cambia casacca
non ha gran fortuna. Di certo Vannacci resta a Bruxelles proprio in virtù del seggio messogli a disposizione da Salvini. Tra i leghisti c'è già chi vorrebbe un suo passo indietro, le dimissioni da europarlamentare. Io credo che chi ovviamente ricopre una carica grazie ad un partito dovrebbe ricordarsi di quel movimento. Quindi credo che ognuno poi risponda delle proprie azioni davanti ai cittadini. In Lega di fatto la notizia era attesa, in pochi strabuzzano gli occhi, in tanti invece sembrano tirare un sospiro di sollievo. E non sono sorpreso che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, che è la conferma, vista la lunga carriera che ha avuto in Lega, ovvero neanche un anno, che è la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo, probabilmente aveva altro progetto, non ha trovato giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Bene, è un'ottima notizia, io spero che sia vera proprio perché insomma con lui se ne possa andare anche tutto quel caravanserraglio di affermazioni lontane, così lontane dalla cultura della Lega, che ci hanno fatto più male che bene. Zaia e Marcato esultano per l'addio di Vannacci, in fondo bastava poco candidarsi alle europee, così il problema non sarebbe mai esistito. La stoccata che sa di rendezvous di Giuseppe Paolin, responsabile organizzativo veneto del Carroccio, si sommano mal di pancia, dà invece voce agli amministratori e all'esercito dei sindaci. Il primo cittadino di Gaiarine, leghista doc, Diego Zanchetta. Se faccio un pensiero così direi proprio zero. Cioè, escludo che ci sia qualcuno che lo possa seguire. Ha fatto la sua scelta e se questa è la sua strada e non si è identificato nella Lega o la Lega non si è identificata in lui, è giusto che le strade si separino. Attenzione però, il fattore Vannacci non riguarda solo la politica nazionale che già guarda alle elezioni del 2027, ma pure gli equilibri immediati in regione dove ogni voto pesa. Una volta archiviato il monocolore zaiano, Stefano Valdegamberi, decano a Palazzo Ferrofini, è più che possibilista. Le idee generali sono le mie idee, ma sono le idee di buona parte di una certa parte del centrodestra. Poi faremo una valutazione, parlerò con lui, con altri e valuteremo cosa fare. Io credo che Vannacci abbia deciso di uscire dalla Lega dopo che sia stato spinto fuori dalla Lega, perché lui ha trovato un ambiente ostile che per mesi e mesi continuano ad attaccarlo e a spingerlo fuori. Il retroscena e gli interrogativi sono dietro l'angolo. Stamattina uno nel motoscafo mi dice: ma allora quando è che se ne va via? Quasi avessero la voglia che se ne andasse. Io avrei preferito che Vannacci rimanesse nella Lega. Non ritengo molto diverso la posizione di Vannacci a quello che diceva un certo Gentilini a Treviso o altre persone al quale spesso si richiamano i nostri capi della Lega locale, e quindi trovo un po' quasi una persona che faccia dell'ombra, che non dia fastidio, quasi un impedimento. Prima di andare in pubblicità un aggiornamento dal Consiglio Veneto, perché con 32 voti favorevoli e 2 contrari, in 15 non hanno partecipato al voto, il Consiglio regionale ha approvato una mozione sull'autonomia differenziata che rinnova il mandato al Presidente della Giunta regionale alla prosecuzione del negoziato con il Governo. Ci fermiamo allora per qualche istante, rimanete con noi. Di nuovo in diretta da studio, bentrovati, parliamo ora di tasse. Rovigo, la città capoluogo di provincia più cara del Veneto, a Treviso l'aumento maggiore, parliamo della Tari, la tariffa urbana per i rifiuti. I dati emergono da uno studio Will diffuso oggi. A Rovigo si registra una media di 414 euro a nucleo familiare, ma nel capoluogo della Marca, 305 euro in media, c'è stato un aumento del 16% tra il 2024 e il 2025. Dopo Treviso l'incremento più alto si è avuto a Belluno con più 9,65%. I controlli straordinari di interforze disposti dalla Questura di Treviso nel mese di gennaio, 2.000 le persone fermate e identificate, 800 sono minori, 600 gli stranieri. Monitorate soprattutto le aree più a rischio del centro storico di Treviso per arginare risse tra minori, baby gang, aggressioni e generali fenomeni di devianza giovanile e degrado sociale. Nell'ambito di questi servizi non si sono registrati episodi di rilievo, ha sottolineato la Questura con una nota. Si sono incontrati per la prima volta nello studio di Ring ieri sera su Antenna 3 il patriarca di Venezia Moraglia, il presidente della regione Stefani, sotto i riflettori il futuro del Veneto e dei giovani. Noi abbiamo i nostri ragazzi che hanno contatti in una giornata infiniti, ma non incontrano un volto umano. Sì. E allora cosa abbiamo? Dei tecnocrati
delle persone che mancano di empatia. A me colpisce vedere che i grandi geni dell'intelligenza artificiale arrivano a un certo punto in cui dicono: manca l'empatia. Dovremmo avere la capacità di dire: non è giusto chiamare questi supporti tecnici che sono il futuro intelligenza. Cioè, è sbagliato. È intelligenza, non è intelligenza. Un futuro che non si può bloccare, ma che si deve governare perché la tecnologia sia al servizio e non al comando delle nuove generazioni. I giovani al centro del Veneto nella riflessione del Patriarca di Venezia, protagonista assieme al presidente della regione della puntata speciale di Ring, che per entrambi ha rappresentato una prima volta insieme. Non vi eravate mai visti, credo, dal vivo, è vero? Beh, è la prima occasione di tante altre occasioni che spero di poter condividere. È vero, Patriarca, ancora non eravate incontrati? Che ho incontrato il presidente, sì. Il futuro del Veneto passa necessariamente per loro, i giovani sempre più spesso al centro della cronaca. Ma, avverte il Patriarca, le soluzioni emergenziali sono solo gli ultimi tasselli del mosaico. Certo, il metal detector è l'estrema ratio, però unita ad altri tipi di incontro con i nostri giovani, deve essere l'inizio, direi, di un modo diverso di concepire anche l'ingresso dei giovani nella società, come anche credo sia importante avere con loro un vocabolario che comprende la parola diritti, perché i giovani hanno dei diritti, ma anche la parola doveri. Adulti e famiglia, la chiave per cambiare le cose, di qui si deve passare per forza di cose. Il tema dei giovani interpella soprattutto il tema degli adulti, dei contesti culturali, sociali in cui i nostri ragazzi trovano o non trovano una possibilità per diventare persone responsabili. Raccontare i giovani però significa anche valorizzare la maggioranza dei ragazzi, quelli che non finiscono sui telegiornali, studiano, fanno volontariato, si impegnano, sognano una società migliore. Io credo che ai giovani dobbiamo dare anche spazio, dobbiamo dare anche voce, proprio per questo abbiamo lanciato il Consiglio regionale dei giovani, che viene organizzato grazie al supporto anche magari degli istituti scolastici, in modo tale che possano proporre iniziative e anche, perché no, dei progetti di legge al Consiglio regionale. Ilenia Canzian, nominata ieri sera sindaca reggente di Silea. Conclusa la procedura di decadenza di Rossella Cendrone, eletta in Regione del Veneto, la vice sindaca Canzian guiderà il comune fino alle elezioni di primavera. Di professione avvocato, è entrata in giunta per la prima volta nel 2019, incarico che ha mantenuto anche dopo le elezioni amministrative del 2022. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità verso la nostra comunità, ha detto. Ringrazio Rossella Cendrone per il lavoro svolto in questi 8 anni e per la fiducia che ripone in me e nella Giunta. Proseguiremo il lavoro avviato fino alle elezioni con l'impegno e la dedizione che i cittadini di Silea meritano. Andiamo allo sport adesso, perché è stato presentato questa mattina il torneo 6 nazioni di rugby under 20 che Treviso ospiterà ancora una volta. Prima partita allo stadio di Monigo venerdì sera alle 20:15 contro la Scozia. Cristian Brasini, filone sinistro. Malik Faisal, ala. Riccardo Casarini, centro. Enrico Pocogianfi, seconda linea. Carlo Antonio Bianchi, terza linea. Vi aspettiamo il 6 febbraio a Monigo per Italia-Scozia Under 20. La meglio gioventù del rugby si dà appuntamento sabato 6 febbraio alle 8:15 allo stadio Monigo, quando le porte si apriranno per Italia-Scozia, prima gara casalinga del torneo 6 nazioni per gli azzurrini Under 20 guidati dal nuovo coach Andrea Di Giandomenico. Una competizione che torna ancora una volta a Treviso, dove l'amore per il rugby è sostenuto sempre da un pubblico di appassionati tifosi. Per noi è un piacere avere di nuovo l'Under 20 qui, ringrazio ovviamente la federazione per avere questa opportunità. Sono anni che ospitiamo i ragazzi, la meglio gioventù che ci offre il nostro movimento, e li abbiamo sempre accolti facendogli respirare quello che è l'ambiente di alto livello, l'atmosfera, e durante la settimana presso le nostre facilities in Ghirada e dopo il venerdì sera al nostro stadio che si riempie sempre per questi ragazzi. I tifosi incitano un tifo molto, diciamo, caloroso, e per cui noi siamo orgogliosi di questo. E poi si replicherà il 6 marzo contro
l'Inghilterra, tradizionale bestia nera delle nazionali italiane. Una partita difficile ma dalla quale imparare sempre. L'Inghilterra, diciamo, è il paese dove è nato questo sport e comunque rappresenta per noi un qualcosa di importante. Quando scendiamo in campo in tutti i livelli contro l'Inghilterra, il nostro compito è cercare di dare il massimo per portare a casa una vittoria. Una partita è uno sport che vogliono anche lanciare messaggi ai più giovani, perché trovare nuove strade lontano dalla delinquenza è sempre possibile. Il rugby è uno sport a forte caratterizzazione sociale e di inclusività, d'altronde giocano tutte le tipologie di fisicità e comunque è molto attrattivo per le famiglie, ha dei valori veramente profondi e questo è il vero valore di questo sport, la socialità. Con i ragazzi qua dietro, ma anche tanti ragazzi che sia ho in accademia oppure con cui ho giocato nel mio club, ci fai amicizie che durano per tutta la vita. Prevendite già aperte e appuntamento quindi da non mancare, con uno sguardo puntato anche alle altre avversarie, Francia, Irlanda e Galles. E adesso noi andiamo invece nel bellunese. E partiamo dalla cronaca. Provoca una slavina sciando fuori pista, viene salvato dalla Polizia di Stato ma anche denunciato per disastro colposo. Denunciato uno sciatore che ad Araba ha ignorato come lo sciare fuori dalle piste nelle loro adiacenze sia vietato. Se non causa danni, chi lo fa va incontro a una sanzione amministrativa, ma se invece si creano pericoli si può configurare il reato di disastro colposo. È quanto accaduto a un 35enne rodigino responsabile domenica scorsa di aver causato una slavina della larghezza di circa 20 metri. Gli operatori della Polizia di Stato del Servizio di Soccorso Piste e Sicurezza in Montagna lo hanno soccorso dopo che era stato travolto dalla slavina che lui stesso aveva causato e dopo averlo messo in sicurezza lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria. La regola che forse allo stato attuale è più trasgredita dagli sciatori è quella del fuoripista, perché purtroppo abbiamo constatato che in molti si avventurano nei fuoripista e poi nei fuoripista finiscono per essere sommersi dalla neve e fortunatamente ad oggi sono stati tratti tutti in salvo dagli operatori dei comprensori sciistici, gli operatori del Servizio di Soccorso Piste e Sicurezza in Montagna della Polizia di Stato. Di un fuoripista pericoloso, ma in questo caso per loro, si sono resi protagonisti nello scorso weekend anche due sciatori stranieri soccorsi dopo l'allarme lanciato dagli amici scesi a fondo pista. Uno dei due, un 65enne olandese, aveva perso uno sci scendendo fuori pista al Libinalongo del Col di Lana in Val de Masola sotto il Sas-Chapelle, zona Passo Pordoi. L'uomo aveva un inizio di ipotermia e l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha effettuato il recupero a circa 2200 metri di quota, trasportando lo sciatore all'ospedale di Agordo per gli accertamenti del caso. E proprio per prevenire gli incidenti sulle piste da sci, la Questura di Belluno ha presentato questa mattina una campagna informativa indirizzata a chi pratica lo sci e naturalmente per scoraggiare queste azioni che abbiamo sentito sempre più frequenti. Sicurezza sulle piste da sci. Alla Questura di Belluno fanno capo i comprensori di Cortina, Arabba, Falcade, Selva di Cadore e Palafavera, che a questo scopo sono stati dotati di una serie di banner nei quali, in lingua italiana e inglese, sono indicate le regole fondamentali che ogni sciatore deve rispettare. Le trasgressioni possono avere conseguenze sul piano amministrativo, ma anche, in taluni casi, su quello penale. Ci preoccupa un po' quindi di sensibilizzare gli sciatori ad adottare quelle che sono le cautele a partire dal casco, dall'assicurazione e soprattutto, come abbiamo la nostra indicazione sulla guida sicura con le autovetture, dobbiamo anche darla sullo sciare sicuri, perché quando si va a sciare sia un puro divertimento e non poi una tragedia causata da chi scia senza consapevolezza. Gli operatori della Polizia di Stato, del Servizio di Soccorso Piste e Sicurezza in Montagna prestano il loro servizio dando ausilio nell'evenienza in cui vi siano sciatori da soccorrere a seguito di scontri, per fortuna sempre più rari, come ricadute autonome. Il loro servizio è però anche finalizzato ad un'attività di prevenzione, volta a far sì che gli sciatori indossino il casco, ora obbligatorio anche per i maggiorenni, abbiano con sé l'assicurazione, che non fa parte dello ski pass, e rispettino le fondamentali regole prudenziali.
E dunque meno 3 giorni a Milano Cortina e alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, dei Giochi invernali. Sono giorni frenetici naturalmente nel capoluogo bellunese. Oggi è stata la volta dell'inaugurazione del centro di coordinamento soccorso, la cui nuova sede si trova presso la caserma dei Vigili del Fuoco. Inaugurato il nuovo centro coordinamento soccorsi realizzato presso la sede del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno. La sala operativa provinciale di protezione civile un tempo era collocata presso il 14° nucleo elicotteri carabinieri di Belluno, poi sono stati reperiti i finanziamenti necessari per la realizzazione della nuova sede del CCS. Queste sono strutture fondamentali per, in questo caso per le Olimpiadi, per ospitare la sala interforze, quindi una sala di controllo interforze, ma lo sono ovviamente anche per le tecnologie, per la composizione con cui è stata realizzata questa sala, che diventerà il giorno dopo le Olimpiadi centro di coordinamento di fatto delle emergenze gestito dalla prefettura. I lavori avviati nel corso del 2022 sono stati recentemente ultimati anche in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, tanto che si è convenuto in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica di utilizzare il CCS quale struttura da adibire anche a sala operativa interforze, destinata al coordinamento delle operazioni di sicurezza e vigilanza in occasione dell'evento olimpico e paralimpico. C'è da sottolineare come nasce questa struttura non come un semplice edificio, ma come risposta ad un'emergenza. Si parte da Vaia e si dimostra quindi come in Veneto un'emergenza può essere trasformata in una resilienza strutturale, cioè viene realizzata una struttura che permette di intervenire e di coordinare le forze ogni qualvolta si verifica un'emergenza. Ad ospitare la struttura la caserma dei Vigili del Fuoco, che da sempre in casi come quello citato di Vaia operano in sinergia con la protezione civile. Siamo onorati di ospitare questa struttura all'interno della nostra sede centrale di Belluno. Poi non solo per noi ma per tutto il sistema di sicurezza significa avere intanto una tecnologia di ultima generazione, quindi una sala altamente performante in termini proprio di apparecchiature, ma soprattutto che gli operatori siedono vicini l'uno all'altro di tutte le forze che poi fanno soccorso, e quindi questo aumenta l'efficacia del soccorso. Al termine la benedizione del Parco Mezzi, schierato di fronte alle tantissime autorità civili e militari intervenute per un momento da considerarsi quasi storico. E poi c'è il fronte viabilità, naturalmente altrettanto fondamentale, sospesi i lavori in corso all'interno della galleria del Comelico sulla strada 52 Carnica nei territori di Auronzo e Santo Stefano di Cadore, in occasione dell'entrata in vigore del dispositivo di gestione della viabilità per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina, stabilito di concerto con la Prefettura di Belluno. ANAS ha dato corso al provvedimento che la sospensione delle attività di cantiere a partire dal 4 febbraio 2026 fino al 22 febbraio compreso. Nel periodo indicato la galleria sarà pertanto aperta al traffico veicolare 24 ore su 24 senza limitazioni orarie. È tutto per questa edizione, a me non rimane che salutarvi, ringraziarvi per averci seguito e lasciarvi alle previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci.